Sono partiti all'alba in centinaia da tutte le province del Veneto, chi in autobus, chi in treno, chi con le auto private, in rappresentanza di tutti i settori produttivi e del pubblico impiego. A Milano lo slogan dell'Assemblea nazionale dei delegati della CGIL è "Il domani si cambia oggi". Le parole d'ordine: coesione e giustizia sociale contro la precarietà del lavoro. Siamo alle soglie di settimane di una stagione importantissima, arriveranno al pettine tanti nodi. Il lavoro che è ripartito ma sempre più precario, il tema delle pensioni per dire no al ritorno alla legge Fornero, una riforma del fisco che deve ridurre il peso su lavoratori e pensionati e delle politiche industriali per dare corpo agli investimenti da mettere in campo attraverso le risorse europee. Noi vogliamo esserci e chiediamo al governo di aprire un'interlocuzione e di aprire dei tavoli in tutti questi ambiti. Nel secondo trimestre 2021 l'Istat ha registrato un aumento solo del lavoro a tempo determinato, più 8,3% rispetto al primo trimestre, e addirittura un'ulteriore riduzione del lavoro stabile, meno 2,2%. Stefano Cassarà è arrivato da Noventa di Piave per sostenere la voce dei lavoratori veneziani del settore metalmeccanico. Negli ultimi anni sono stati firmati dei contratti per quanto riguarda i giovani discriminatori nello stesso luogo di lavoro in cui le persone hanno la stessa mansione, ci sono contratti differenti e questo non va bene.